Via dunque la quinta corsa, il sottoclù dell'Arcoveggio per cavalli di 3 anni, Carlomagno Desi, Century S, Quantro Camellia, Conan Spritz, ritirato Corrado Jet. I favori per Carlomagno Desi, recorder della generazione, numero 1, Andrea Farolfi in sediolo, macchina che accelera gradualmente. La velocità iniziale di Conan Spritz che però si getta di galoppo e così Carlomagno Desi mantiene il comando delle operazioni nei confronti di Century S, Quantro e Camellia. Numero 5 Conan Spritz La squalifica per squalificato. Conan Spritz, mentre Carlomagno Desi conduce su Century S. Quindi Quantro e Camellia, 14,2 per i primi 200, guida con 3 lunghezze abbondanti di margine il battistrada che va a completare il primo quarto di gara nell'ordine del 29,2. Cerca di riavvicinarsi intanto Century AS che è sempre in schiena Quantro e quindi Camellia. Primi 600 metri di gara completati nell'ordine del 44,8, ha rallentato ora Andrea Farolfi sulla piegata, 15,6 parziale davanti alle tribune. Continua a guidare Carlomagno Desi nei confronti di Century AS, terza posizione per Quantro, poi Camellia. Il quartetto non cambia nemmeno dopo un giro di corsa in 59,8. Per il momento tutto molto semplice per Carlomagno Desi che è sempre in schiena Century AS, Quantro e Camellia in un ordine che non cambia nemmeno all'altezza del chilometro. Il parziale ora in 15 ancora per il leader, 1,14,8 il passaggio al chilometro. Ora comincia ad accelerare Carlomagno Desi. Century S in scia, poi Quantro e Camellia. Arriva così il paletto dei 400 conclusivi, si attacca all'ultima curva. Carlomagno in vantaggio nei confronti di Century, Quantro e Camellia. Accenna a muovere all'esterno ora Quantro. Quando siamo a metà della curva finale e prova a seguirlo anche Camellia. Intanto Carlomagno Desi sta facendo velocità, un 14,5 ora di parziale. Retta d'arrivo con Carlomagno Desi che allunga in scioltezza, finisce forte a centropista Quantro. Bella vittoria per Carlomagno Desi e secondo posto per Quantro, mentre Camellia piega sul palo Century AS all'interno. 1,13,6 il ragguaglio conclusivo, 28,9 a chiudere. Aveva corso in pista piccola soltanto al debutto Carlomagno Desi a Montecatini con un secondo posto, ora invece in pista piccola ci ritorna ma vince. 1,13,6 il ragguaglio conclusivo per l'allievo di Mauro Baroncini, in sediolo Andrea Farolfi. Cavallo iscritto al Gran Premio Italia di domenica prossima, domani c'è il sorteggio, vedremo le decisioni ovviamente di Mauro Baroncini. Oggi impressione decisamente positiva per il suo allievo, ricordiamo record della generazione con la misura di 1,12. Secondo posto per Quantro, al terzo chiude Camellia.